Tra i luoghi del cuore scelte dal FAI, dal Fondo Ambiente Italia, c'è anche la Biblioteca Lucchesiana. Che vantaggi avrete e perché, diciamo, esprimere anche il voto per la struttura che lei dirige? Il Fondo Ambiente Italiano è questa istituzione che opera da diversi anni nel territorio nazionale per far conoscere il patrimonio artistico, culturale dell'Italia e da molti anni quindi fa questa opera di promozione di grande valore e per noi diventa un modo per inserire la Biblioteca Lucchesiana nei circuiti nazionali. Non ci sono certamente vantaggi economici, però è un modo per far conoscere il patrimonio artistico culturale del nostro territorio. La Biblioteca Lucchesiana, che è una istituzione culturale ma anche una realtà artistica di grande valore, così cara agli agrigentini e il vanto della nostra città, merita di essere attenzionata. E devo dire che fino ad oggi le persone, in appena 2 giorni, le persone che hanno espresso il voto sono più di 570 e questo fa grande piacere perché significa che la Lucchesiana è nel cuore degli agrigentini. Io spero che tanti altri ancora possano esprimere il voto perché la Biblioteca Lucchesiana è una realtà, una istituzione meravigliosa che ha voluto il Vescovo Lucchesipalli nel 1765. Noi qualche anno fa abbiamo celebrato i 250 anni della fondazione con una serie di iniziative e tante personalità della cultura si sono alternate in Lucchesiana per fare conferenze, convegni, tante mostre. Quindi vogliamo che il cammino iniziato possa continuare con un supporto da parte di tutta la comunità, non solo agrigentina ma anche nazionale. Come si vota? Come si vota? E questa è la cosa che dobbiamo dire, in 2 modi, o attraverso il link di Facebook oppure attraverso internet, scegliendo il sito FAI, ci si iscrive, si comunica l'email e si sceglie il luogo da votare. La cosa importante da dire è questa: per ogni luogo si può dare un solo voto, ma il voto che si dà a quel luogo non è esclusivo. Per quel posto una sola persona può dare un solo voto, però contemporaneamente può dare voto per altre centinaia e centinaia di siti. Per questo io ne approfitto per andare a prendere la pagina del FAI e individuare tutte quelle località della provincia d'Agrigento per dare voto. E allora organizziamoci, passiamo voce, coinvolgiamo gli amici, perché sono tanti i posti della provincia d'Agrigento che meritano di essere attenzionati. Io ho guardato l'elenco e sono tanti bellissimi siti, oltre alla Scala dei Turchi, che ormai è un sito conosciuto a livello mondiale, dal Giappone, dall'America vengono principalmente per vedere la Scala dei Turchi, oltre alla Valle dei Templi, tante altre località. Per questo mi permetto di fare questo invito, quindi non solo per la Lucchesiana, ma per tutto quello che appartiene al nostro territorio. Non comporta niente, non ci sono impegni particolari, c'è semplicemente da esprimere la propria preferenza per questa località. Allora io vi dico grazie a nome della Lucchesiana e a nome del FAI, dei responsabili del FAI, l'avvocato Taib, professoressa Lanza, che veramente si spendono per il nostro territorio.